Amiche e amici, buongiorno, buon pranzo a chi in questo momento è seduto a tavola e a chi non lo è, mi raccomando, tanta attenzione sulla trasmissione di oggi che dedichiamo al nostro territorio, un territorio che ovviamente è contrassegnato da tutta una serie di problematiche o comunque di questioni e andiamo a concentrarci su una cosa molto particolare che è la riqualificazione delle vecchie zone industriali. Infatti, come sapete, nel nord-est, in Veneto in particolare, in provincia di Treviso ancora più in particolare, c'è una grossissima diffusione di zone artigianali, industriali, eccetera, eccetera, e vuoi con i periodi passati della crisi, vuoi comunque con i nuovi investimenti, c'è tutta una serie di logiche sulle quali vale la pena fare un approfondimento per capire come appunto riqualificare determinate zone e o sfruttarle, sia in maniera industriale ma anche in maniera alternativa. Vedremo durante il corso di questa trasmissione, nella quale ho il piacere di avere tre ospiti. Il primo è Marco Della Pietra, che è sindaco di Spresiano. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo un agente immobiliare che è Roberto Martinuzzo. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti. E infine un architetto che è Sergio De Gioia. Buongiorno. Allora, 0422 162 6798 è come al solito il nostro numero di telefono per intervenire. Allora, partiamo dalla situazione, lo status quo, cioè quello che c'è in questo momento. Secondo voi, quanto, in maniera in percentuale, ovviamente non può essere che una stima, quanto c'è da riqualificare nelle nostre zone industriali? Partirei dall'architetto per arrivare al sindaco, che tra l'altro è anche vicepresidente dell'Associazione Comuni della Marca, per cui magari ha una visione anche più ampia rispetto a quello che è la sua amministrazione. Beh, in percentuale ci sono vari aspetti da considerare in questa percentuale. Sicuramente ci sono gli spazi pubblici che nelle zone industriali sono sempre un obiettivo secondario, quasi lo spazio pubblico non coinvolgesse tutti i fruitori, anche le persone che non si recano per lavoro, ma semplicemente di passaggio, quindi questo è un aspetto da considerare. L'aspetto della bellezza, che per quanto effimera possa essere considerata, è un aspetto molto importante per la qualità media della vita delle persone e soprattutto dei lavoratori, perché più che spazi di produzione sono luoghi per il lavoro. E inoltre anche la parte dismessa, quindi credo queste tre componenti rappresentino un buon 70%, se possiamo definire stima, una percentuale tonda. Stiamo parlando di stime. Sì. Martinuzzo, allora, agente immobiliare, per cui insomma un minimo di sentore su quello che è la necessità del mercato da una parte e l'offerta dall'altra, sì, sicuramente lei ce l'ha. In questo momento sono di più i capannoni offerti in vendita o le richieste di acquisto / ampliamento? Allora, le richieste di acquisto e ampliamento ovviamente sono risicate in questo momento, però ci sono delle aziende che vanno bene e quindi ovviamente andando bene hanno bisogno di ampliarsi e di aumentare la loro superficie produttiva. Per quello che riguarda invece l'offerta è un po' macchia di leopardo, diciamo, no? Come il nostro tessuto territoriale ha sofferto quella che è l'industrializzazione, quindi abbiamo delle zone industriali belle, categoriche, schematiche, eccetera, abbiamo delle zone industriali dove abbiamo un capannone in mezzo ai campi da una parte, altre, quindi anche problemi di viabilità e di cose connesse. Quindi diciamo che in questo momento la crescita comunque c'è, finalmente dopo tanti anni meno sta un po' crescendo e cominciamo a vedere una flessione in positivo, quindi questa è già una bella cosa. Il nostro tessuto economico ovviamente dopo tutti questi anni che è andato, diciamo, in flessione negativa sta crescendo, non dimentichiamoci che dal punto di vista finanziario chiamiamoli capannoni, comunque le zone industriali e artigianali hanno perso un 25-30% di valore, sì, quindi comunque parliamo di cifre importanti. Adesso ci sono tante cose da fare, quindi poi vedremo quali sono queste cose. Nasce un'opportunità, sì. Della Pietra, allora, due cose, perché poi andremo sicuramente in verticale, no? Considerata in questo caso la provincia di Treviso, ci sono delle emergenze riguardo determinate zone che magari si sono sviluppate per delle logiche che non sono più attuali? Allora,
chiaramente ci sono delle emergenze, sono note a tutti le emergenze che ci sono. Io non sono solito parlare di territori che non siano il mio, chiaramente, anche perché poi le decisioni delle quali parlava sono state prese da altri e non da me. Anch'io comunque nel mio territorio subisco, tra virgolette, scelte prese in precedenza. Adesso questa riqualificazione della quale stiamo parlando non è altro che il risultato di una politica, ma chiamiamo politica in senso lato, che è stata fatta dagli anni 80 fino a un paio di lustri fa, ecco, tanto per capirci. Abbiamo cominciato a dire, e adesso cosa facciamo? Dobbiamo, esatto. no? Io appunto non voglio citare, potrei dire ecco la zona di Villorba, ma c'è il mio collega Marco che già si sta attivando alla grande, adesso vuole fare nell'area ex Panorama, diciamo, vuole fare ha un progetto di un'eccellenza sportiva unitamente a Mauro Benetton e ad alcuni investitori che vogliono investire sulla zona, per cui ci dovrebbe essere una riqualificazione di questo tipo. Io parlo appunto per Spresiano. Spresiano, a dire il vero, ha 3 zone industriali ben identificate, quindi non c'è il capannone sperso come si diceva in precedenza, e devo dire che, avendo anche delle eccellenze sul territorio, posso dire che sono zone industriali piuttosto popolate e anche in fase di sviluppo. Noi come politica favoriamo sicuramente lo sviluppo delle ditte autoctone, soprattutto perché innanzitutto creano occupazione sul territorio e spesso siamo noi stessi a dire ma quanta gente del comune o comunque insomma dei paesi limitrofi siete disposti ad assumere. È chiaro che se uno vuole una caratteristica specifica, cioè se uno vuole il tecnico informatico, poi ci sono chiaramente aspetti occupazionali che certo, non possono riguardarvi. Corretto, però siccome adesso nel momento di congiuntura che abbiamo anche tante professionalità che si trovano a casa sul territorio, insomma, se si può andate ad agevolare questo tipo di poi comunque creano anche un indotto che per noi è vitale. Teniamo conto che Spresiano credo sia una delle zone più industrializzate, ma anche perché è attraversata dalla Pontebana, ha la stazione dei treni, ci sono le 2 provinciali, cioè sappiamo benissimo che si è sviluppata Ovviamente molto in questo senso. La logistica è fondamentale e poi anche una delle partite sulle quali in passato si è ragionato di meno dal punto di vista soprattutto anche delle amministrazioni, perché invece ci sono zone industriali che sono posizionate veramente in mezzo alla campagna e si devono attraversare dei piccoli paesi per arrivarci con i camion, quindi forse non è stata la scelta migliore. Pronto? Sì, pronto, buongiorno a tutti voi, sono Pavanello Franco e chiamo da Belluno. Buongiorno signor Pavanello. Ora, grazie per la trasmissione, io credo che sia anche importante quello che state dicendo. Io volevo appunto ribadire quanto proprio lei aveva appena detto. Io comunque sono convinto che come italiano vedo sperperare molti soldi sulle aree industriali, cioè io lavoro in Lombardia e quindi sono sulla realtà di Milano che è un altro mondo, però io vedo qui in Veneto delle situazioni di aree industriali dove non arriva il treno, dove non arriva nulla, dove si spendono cifre da capogiro per fare delle strade per una fabbrichetta che magari durerà 3 giorni, perché poi di fatto è un'area che è troppo fuori, non ha mercato con l'estero, non si può lavorare perché ovviamente sono quelle situazioni di mercato che poi anche i fornitori stessi non le accettano. Certo, i costi. E mi riferisco in particolar modo a Belluno perché è fuori dal mondo, ma anche a Treviso perché non lo vedo poi così centrato, perché è molto frastagliato ed è, secondo me, dal punto di vista industriale, tutto un pezzo in una campagna da una parte, un altro pezzo in un'altra campagna dall'altra. Non vedo nel Veneto una polarità industriale importante, con comunicazione di treno, nave, sì, lei, autostrada. Non vedo comunicazioni nell'industria veneta, non lo vedo tanto frastagliarsi di tutto. Brava gente che lavora, ma non vedo questo. Guardi, grazie della telefonata, delle considerazioni, anche perché mi introduce, siccome come dire, magari il normale cittadino non ci riflette, però effettivamente la prima cosa fondamentale per l'assistenza in un concetto di una zona industriale o artigianale sono le vie di comunicazione. Lei citava il sindaco, però insomma sono fondamentali perché le merci e le persone si devono spostare e
spezzo una lancia a favore di un'opera sulla quale se ne sta parlando tanto ultimamente, che penso che, per esempio passerà anche dalle vostre parti, dovrebbe dare una mano a questo punto di vista, che è la Pedemontana, perché rivoluziona un territorio industriale incredibilmente ad alta densità, che è quello appunto che parte penso parte proprio da Spresiano, parte o finisce, adesso dipende da dove la prendi, chiaramente. Insomma abbraccia quindi tutto il distretto dello Sport System del Montebellunese, Bassano eccetera eccetera, e penso che dovrebbe dare una mano. Allora, prima di tornare sul tema della riqualificazione, penso che qualsiasi ragionamento si debba fare in termini di insediamento produttivo, prima di tutto si deve guardare alla logistica. L'architetto, non so se queste sono le considerazioni che voi date nel momento in cui uno accede al vostro studio. Chiaramente, infatti l'esempio è un po' quello di un sistema cardiovascolare per il corpo umano, e così il corrispettivo sono le vie di comunicazione, le strade, in buona sostanza, ferrovie, strade, autostrade, e queste sono le vere e proprie vene che portano il sangue a tutti gli organi, distretti quindi residenziali, distretti produttivi, distretti direzionali. Chiaramente la funzionalità è alla base di andare da A a B, però anche qui la qualità non deve prescindere la mera funzionalità, quindi vediamo l'esempio tornando al tema delle zone industriali. Nelle zone industriali, in più di qualsiasi altro ambito, sono mirati esclusivamente alla funzionalità questi spazi, che poi diventano spazi pubblici, le vie, le strade di circolazione, come i parcheggi, come i percorsi pedonali, e molto spesso queste aree non hanno mai avuto nessuna considerazione, mai preso in considerazione la qualità anche di questi spazi, che spesso, come prima accennavo, sono degli spazi di attraversamento anche per persone che non stanno andando direttamente a lavorare nel capannone piuttosto che nel centro direzionale, ma semplicemente transitano e quotidianamente devono transitare per aree che sono spesso poco, come dire, piacevoli. Definiamole tali. Allora, io do un attimo la linea alla regia e poi riprendiamo il nostro dialogo. Riprendiamo allora a parlare di riqualificazione delle zone industriali e artigianali. Come vedete non si parla solo di capannoni, ma ovviamente si parla anche di tutto quello che ci sta intorno, perché come dire, non sono delle piccole enclavi, delle entità calate nel territorio, ma devono essere integrate con esso. E Della Pietra voleva dare comunque una risposta o un intervento su quello che era stata la telefonata di prima? No, semplicemente per dire che ogni territorio ha le proprie peculiarità. Sicuramente il bellunese è molto differente rispetto al trevigiano e al padovano per esempio. Noi qui abbiamo un capoluogo che si sviluppa per lo più in maniera residenziale, e poi i comuni limitrofi fungono da zona industriale del capoluogo. Abbiamo comunque un'autostrada con un paio di uscite proprio in zone industriali, Treviso Sud e anche Treviso Nord in particolare. Sì, no, è diverso, abbiamo delle zone industriali in concomità delle uscite, nel senso che prima sono nati i caselli e poi le zone industriali. Corretto, ma dico, abbiamo sviluppato questo tipo di industrializzazione. Chiaramente parlando di Spresiano, io peroro la mia causa, giustamente, abbiamo l'uscita a Treviso Nord che è a confine con Villorba, poi ci sarà l'innesto di Pedemontana Veneta con una serie comunque di raccordi, e sicuramente la possibilità di sviluppo dell'area spresianese e della riqualificazione stessa è sicuramente molto importante, proprio perché abbiamo queste arterie, quindi molto importante il sistema viario, ecco, a servizio. Martinuzzo, essere in concomitanza della Pedemontana, che cosa può cambiare in termini di valore dell'edificio? Allora, la prospicienza su una strada che avrà un passaggio sicuramente elevato e andrà ovviamente a portare via il traffico che attualmente c'è sulle altre arterie, sicuramente darà una mano importante ai proprietari, a chi avrà i terreni, perché saranno molto più appetibili.
adesso sarà da vedere dopo quelli che si sposteranno perché la prospicienza è migliore eccetera su questi luoghi cosa faranno di quelli da dove provengono, e quindi qui nasce anche torna un il tema della riqualificazione. Sì. Come vedete non è una cosa come dire una tantum che può riguardare un singolo luogo, ma il verificarsi di nuove opere viarie può trasformare un territorio anche da questo punto di vista. A livello di architettura, quali sono le soluzioni migliori? Io so che le sto facendo una domanda estremamente ampia e fumosa. Allora, per quello che è l'esperienza del nostro studio, Media Architetti, per noi lavorare con gli edifici industriali è sempre un'occasione interessante, specialmente di questi periodi. Tralascerei i commenti alla crisi economica e guarderei più con un taglio molto più ottimistico a quelli che sono i risultati del nostro territorio, che è sicuramente un territorio di eccellenze, e le eccellenze stanno anche mettendosi un abito sempre più elegante. Abbiamo avuto vari esempi di aziende che ci hanno richiesto una riqualificazione di edifici anche dismessi, che fino al momento del loro interesse erano edifici abbandonati, che quindi non avevano solo un valore intrinseco ma senza un uso reale. E riqualificare questi ambienti, quindi ridare vita, ridare una nuova linfa e anche vestirli con un nuovo look, permette a tutta la zona, cito il caso di un esempio a Noventa Padovana di Agostini Shoes, che è un centro d'eccellenza per la produzione delle calzature. È possibile che sono quelle delle immagini che abbiamo a disposizione? Sì. Sì, così magari le manderei mentre l'architetto sta parlando e capiamo di cosa eccoci. È un edificio che prima si presentava in questo modo qui, non utilizzato, e successivamente con l'acquisto da parte di questa azienda ha riacquistato una vera e propria nuova vita. Questo esempio ha portato all'interesse di altri imprenditori in una zona che prima era un po' meno interessante, e quindi anche questo è un esempio di distretto che si può riqualificare con l'attenzione di vari imprenditori che quindi prendano con una certa, ecco qui queste sono alcune immagini durante l'esecuzione dei lavori, e successivamente adesso vedremo come poi dopo è stato riqualificato. Che poi, mi perdoni, queste sono costruzioni molto caratteristiche degli anni 60, sì. 50, 60, sì. No? Che rientrano spesso nei nostri territori e stanno avendo sempre un fascino maggiore nei confronti delle persone, forse per quello che potevano rappresentare all'epoca, adesso non so quale sia la dinamica mentale. Sicuramente sono i classici esempi di edifici che a un certo momento passano dalla fase di, come succede anche magari per le macchine, come per l'abbigliamento, spesso sono oggetti che a un certo punto, passata una soglia di disinteresse, iniziano a diventare nuovamente interessanti. Sicuramente per le spazialità, sicuramente per il linguaggio architettonico, qui c'è una volta a botte. E quindi l'interesse di un imprenditore e la riqualificazione di un intervento come questo esempio qui sicuramente può catalizzare l'attenzione di altri imprenditori che poi dopo inizino a prendere e riqualificare gli edifici limitrofi, e così si vede che una zona che prima era poco interessante, certo, piano piano prende più... Sindaco, avete mai valutato soluzioni, cioè ho appoggiato ovviamente non la questione del singolo o del privato, però di far contaminare determinate zone con ristrutturazioni di questo tipo affinché poi ci fosse un indotto? Io credo che sia nell'indole di chiunque faccia il mio lavoro questo tipo di iniziativa. È chiaro che devi avere l'imprenditore interessato a investire in quel tipo di operazione. C'è da dire che nella riqualificazione, perché io sposo appieno quanto appena detto dall'architetto, e poi un certo tipo di struttura è sempre affascinante anche, no? È vero anche che però ci sono dei forti incentivi anche
la riqualificazione piuttosto che per la costruzione a nuovo. Quindi c'è da dire anche questo, no? Che magari un imprenditore si fa anche 2 conti in tasca e unisce, tra virgolette, l'utile al dilettevole, no? Noi da parte nostra chiaramente cerchiamo di andare incontro a chi investe sul territorio, l'ho già detto prima e non mi stancherò mai di dirlo, credo sia molto importante. A volte si valuta anche l'eventuale ampliamento in zona impropria, chiaramente sempre cercando di soppesare l'interesse pubblico a quello che è l'interesse privato. Viene portato in consiglio ogni qualvolta comunque si crea una fattispecie del genere, perché non è che si possa decidere così senza dar peso alla cosa. Io credo che comunque le amministrazioni, soprattutto in questo momento, senza tirare fuori il momento di congiuntura e via dicendo, proprio per un discorso di sistemazione urbanistica e di una sorta di pagare un debito che ci hanno lasciato, debbano comportarsi e andare debbano in questa agevolare situazioni di questo sicuramente tipo. Sì. Quanto bene può fare una zona industriale un'operazione del genere anche in termini proprio immobiliari e quindi di attrazione di altri investimenti? Ovviamente fatto salvo l'intervento di riqualificazione su un'area va a beneficio un po' di tutto il contorno. Infatti volevo spezzare appunto una lancia perché guardando televisioni, giornali eccetera tutti parlano in modo negativo. Cioè noi oggi abbiamo un tessuto delle aziende comunque che sono rimaste, un tessuto produttivo all'eccellenza, quindi abbiamo degli imprenditori che meritano tutto il rispetto e soprattutto comunque, non dico degli eroi, però comunque c'è gente che dà lavoro ad altre persone nonostante tutti i giorni abbiano una montagna di imposizioni, quindi banche, Stato, e qua però lasciamo stare perché dopo è un discorso che va troppo avanti. Direi di sì. Quindi questi capitani d'impresa meritano appunto anche supportati dalle amministrazioni comunali, adesso speriamo e vediamo come andrà questa cosa del referendum, cosa ci daranno in più, meritano di essere supportati ed aiutati, perché quando dopo qualcuno prende la sacchetta alla fine i soldi vengono fuori sempre da lì, quindi cerchiamo di aiutare appunto queste persone e supportiamole perché creano valore aggiunto soprattutto per il territorio. Bene, uno dei nostri valori aggiunti invece è la pubblicità, io quindi passo volentieri la linea alla regia. Eccoci, allora siamo di nuovo in onda e architetto, tra l'altro voi avete, con quella riqualificazione lì che avete anche avuto un importante riconoscimento. Sì, abbiamo preso 2 premi, 2 riconoscimenti, uno è il premio Città di Oderzo per i luoghi del lavoro proprio e un altro invece all'interno del premio regionale Barbara Capocchin, che è un premio internazionale che premia appunto le opere di qualità realizzate sì, in territorio sia internazionale che in questo caso qui regionale. Complimenti. Stessa domanda per il sindaco e Martinuzzo, agente immobiliare. Allora, in questo momento avete più richieste sull'acquisizione di nuovi capannoni, scusatemi, l'acquisizione di vecchi capannoni da sistemare o per la realizzazione di nuovi capannoni? Che ovviamente dal suo punto di vista sarà in questione di mercato e dal suo in questione di concessione edilizia. Allora in questo momento no, c'è una richiesta, anche qua andiamo male a dare delle percentuali perché è una richiesta un po' frastagliata, dipende da dove. No? Perché quindi diciamo che è fondamentale la posizione. La posizione perché dopo ci sono anche questi poli che vanno a cambiarsi a seconda di chi sono le aziende, perché comunque ogni comune, ogni zona ha la sua azienda top che ha bisogno di ampliarsi o comunque per le riqualificazioni, come appunto faceva presente l'architetto, ci sono quelle specialità che vanno ovviamente a contorno di una realtà che esiste, quindi è un po' da valutare caso per caso. Sindaco? Sì. In realtà noi abbiamo diverse richieste soprattutto di ampliamento e poi abbiamo anche la parte prettamente privata che va bene, non sposa proprio quello che è il tema della trasmissione, però è sicuramente un dato. C'è da dire che
purtroppo a Spresiano siamo arrivati un po' tardi con il PAT e quindi abbiamo delle limitazioni. Adesso l'abbiamo adottato a maggio, ricordo che è dal 2004 che c'è la normativa, insomma è arrivato della pietra e siamo riusciti ad andare ad adottarlo, però adesso siamo in regime di salvaguardia, quindi la normativa è piuttosto restrittiva e ci vorrà un anno per poi andare a discutere con i piani degli interventi e vedere insomma bene cosa si può fare. È chiaro che anche dal punto di vista prettamente dell'abitazione privata si può fare una riqualificazione del territorio di livello. C'è la possibilità anche di un istituto che si chiama credito edilizio, per il quale si può, per dire, demolire una costruzione in una zona per costruirla in un'altra zona, e anche questa è una riqualificazione del territorio. Chiaramente non si parla di zone industriali. Piccolo excursus, ma giusto per... Senta architetto, un'altra delle problematiche è anche quella delle dimensioni, no? Dell'insediamento produttivo da riqualificare, perché cosa accade? Voi ci avete portato l'esempio di quell'edificio che era attiguo ad altri due e avevano una superficie di un certo tipo. Purtroppo noi sappiamo che nella nostro territorio ce ne sono anche parecchi di molto grossi, e sono quelli che probabilmente riscontrano le problematiche maggiori, perché cosa succede? Più è grosso l'intervento e quindi non basta il singolo. Impatto. Esattamente. Da questo punto di vista, quali sono le soluzioni migliori? Cioè un'aggregazione di imprenditori, non lo so, cioè, vi è mai capitato di fare un ragionamento in tal senso? Allora, di ragionamenti in tal senso ovviamente ne sono stati fatti molti, ce ne sono tuttora in atto, ci sono molti esempi anche di concorsi anche pubblici che hanno trattato questi temi per coinvolgere più teste, più architetti, più studi. Sicuramente l'ideale sarebbe avere un grosso imprenditore illuminato che abbia la forza e la volontà di riqualificare queste grosse aree. È un tema molto affine a quello anche delle caserme che frastagliano il nostro territorio, sono sicuramente gli edifici che hanno un forte impatto nel territorio, edifici che spesso sia caserme che spazi industriali di una certa dimensione risultano impermeabili, cioè sono proprio delle zolle sottratte al territorio della città e che dovrebbero essere, la città dovrebbe riappropriarsene. Certo. Chiaramente sono due temi, adesso io magari l'ho non come si fa a assimilato, Treviso occupandole, ma insomma, okay. Non occupandole illegalmente chiaramente, però si può coinvolgere appunto nell'ideale un illuminato e invece in una visione più realistica sicuramente una cordata di più finanziatori con uno scopo comune, però la cosa importante è avere un'idea forte. Un'idea, certo. Diciamo che serve comunque, allora che siano più imprenditori, però serve comunque che ci sia un'idea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, parla Maria. Allora volevo sapere, avere un chiarimento riguardo le vecchie zone industriali. Sì, prego, la stiamo sentendo. Come volete... Non la sentiamo più. Come volete ristrutturare queste vecchie zone industriali? Su che cosa? E cosa volete fare? Perché anche sulle zone commerciali succede anche che si amplificano le zone commerciali, se ne fanno degli altri, quando noi nel Veneto ne abbiamo già a sufficienza delle zone commerciali. E so per certo che ci sono state delle zone industriali anche ristrutturate e messe a zone commerciali, anzi sono state sospese sulla zona di Roncade. E allora lì c'è una bella grana non da poco sulla zona di Roncade. Grazie della domanda perché è molto interessante. Allora, a parte che non è che noi decidiamo su come fare o che cosa fare, però effettivamente adesso ha posto insomma, una questione importante. Innanzitutto, per esempio, la conversione di zone industriali in zone commerciali, che potrebbe essere una soluzione invece di costruirne delle altre che poi non hanno il permesso, ma lì c'è un casino, non so a che punto siano su Roncade.
lì siamo neanche confinanti. C'è un centro commerciale bloccato da quanti sarà? 7-8 anni ormai. Forse anche di più, sì. Penso con dei danni indescrivibili, sia per il territorio che soprattutto anche per chi ha pagato i lavori, se li ha pagati, e insomma è una bella pigna. Però, per esempio, le caserme potrebbero essere convertite in zone commerciali? Sì, sicuramente, anche perché spesso sono in zone estremamente appetibili e in zone anche molto interessanti, spesso anche centrali, nonostante la loro destinazione d'uso sono spesso prospicienti a centri abitati, quindi potrebbero avere un forte interesse. Perché non l'hanno fatto? Perché io parlo per quella che conosco, che è Treviso, ci sono 3 caserme, una più grossa dell'altra, perché non si fa? Si sta adesso muovendo qualcosa, sicuramente, essendo beni demaniali c'è una certa rigidità, difficoltà, diciamo, di riuscire a intervenire. Poi sono luoghi militari, quindi quello è un tema veramente complesso da gestire, però si sta iniziando a prendere in considerazione molto seriamente la riqualificazione. È uno dei temi, assieme alle periferie, che avremmo sentito tutti nominare ultimamente più spesso, sono i temi del futuro delle città da affrontare nell'imminente. Ma che voi sappiate, per esempio, un'ex caserma ha dei vincoli, non dico belle arti, perché spero che almeno lì non ci siano quegli aspetti, però esistono dei vincoli proprio sul dover rispettare quello che sia l'origine della costruzione? Allora, in realtà è proprio un discorso prettamente demaniale, poi ci saranno anche delle caserme che avranno un valore, sicuramente anche un valore architettonico, per le quali interverrà la sovrintendenza, qualora insomma siano cose storiche, però è proprio nel rapporto col demanio. Lì non siamo proprietari noi, e quindi noi, adesso perdonatemi se comunque non siamo proprietari noi, però i comuni hanno ben poca voce in capitolo, ecco. In ordine invece alla domanda che faceva la signora, senza andare nel caso specifico, è proprio lì l'importanza di un PAT, e di un PAT oculato e fatto in maniera corretta, proprio per andare ad individuare le zone industriali che già esistono e quindi andare a riqualificare quelle zone, piuttosto che crearne delle altre e quindi a seconda poi del mercato che c'è, magari andare a svuotare quelle vecchie per poi creare dei casermoni che rimangono lì e quindi creare questo scompenso. Bisogna puntare sulla rivalorizzazione di quelle che sono già in essere, cosa che è stata fatta a Spresiano. Se posso allacciarmi, infatti sono molto d'accordo con l'aspetto di anche i comuni devono intervenire, le zone industriali hanno delle peculiarità ulteriori che sono spesso localizzate a confine tra 2 territori, certo. Quindi il PAT, piano d'assetto territoriale, e il PI, il piano degli interventi, devono coinvolgere questi vicini di casa e ragionare assieme. Si chiami PATI, no? Quando ci sono più comuni mi sembra si chiami PATI, no? Non voglio dire, non sono tecnico. Allora ci interrompiamo per qualche istante. Garantito. Continuo a rifarmi la telefonata di prima dell'interruzione, nel quale una nostra telespettatrice così ha fatto cenno anche a tutte quelle zone commerciali, magari di grossi centri commerciali, e lei così parlava e diceva: ma non si potrebbe far sì che le zone industriali dismesse possano essere occupate da impianti commerciali? Io vado oltre e dico: non è che a breve avremo il problema delle zone commerciali dismesse, perché poi i centri commerciali sono un po' piccolini, e uno è il caso per esempio di Villorba. Sì. Roberto Martinuzzi. Potrebbe, quella che è appunto le zone atte a artigianale, industriale eccetera, che sono anche limitrofe al centro, in qualche modo però si potrebbe anche pensare di riconvertirle a residenziale, perché comunque adesso prima di fare zone nuove comunque la gente deve andare, no? La casa è un bisogno numero 1, soprattutto per l'Italia. La percentuale di prime case in acquisto per noi è tra le più alte al mondo, quindi la casa, quel bene numero 1,
questa può essere un'altra soluzione, però non dappertutto, ma su quei posti dove è atto a poterlo fare. Senta, lei che tra l'altro so è anche coinvolto nell'associazione nazionale, no, degli agenti immobiliari, quant'è diversa l'Italia da questo punto di vista? Cioè, noi siamo una realtà abbastanza, noi inteso come Veneto, siamo molto specifici o le problematiche sono abbastanza diffuse poi anche in altri territori? Cioè, se ne parla, sono argomenti che affrontate? Risposta politica, istituzionale o personale? La seconda. Beh, noi abbiamo un territorio, soprattutto nella parte nord, dove l'industria ha avuto uno sviluppo maggiore, quindi i problemi che abbiamo noi qua difficilmente li hanno in Sicilia o in Puglia, ok? Quindi diciamo che le zone industriali e tutto questo discorso legato alla manifatturiera eccetera è una cosa che riguarda abbastanza il nostro territorio, quindi è una cosa da vedere qui. Ok, quindi insomma è assolutamente localizzata. E poi immagino avranno altri problemi che possono essere l'abusivismo edilizio o altri aspetti. Dopo la riqualificazione magari su quelle zone lì può andare su altri tipi di interventi o altri tipi di edifici, insomma, che adesso non ci sono più. Provocazione, e trasformare almeno una parte delle zone industriali semidismesse in farle tornare a terreno agricolo? Cosa ne pensate? Ha un senso, anche dopo ovviamente dal punto di vista del valore dell'operazione? In realtà potrebbe anche avere senso, è chiaro che dobbiamo tenere conto anche dei costi per la demolizione eventuale di un capannone che non sono proprio, e lo smaltimento, perché ricordiamo che le strutture, alcune delle strutture insomma più vetuste sono fatte di Eternit e quindi sapete bene insomma cosa. Voi mi insegnate di cosa bisogna fare nel momento in cui si bonificano zone con materiali insomma pericolosi, per cui tutto è fattibile, però magari non proprio nel breve periodo. Ecco, sì. Quindi innanzitutto problemi di tempi e di costi? Direi di sì. Okay. Direi di sì. Cioè, poi dopo vediamo anche loro cosa ne pensano. E invece sentiamo al telefono chi c'è. Pronto? Pronto? Volevo fare una domanda al sindaco di Spresiano. La superstrada che fanno, quella che stanno facendo adesso, verrà collegata anche all'autostrada oppure no? Certo, c'è un sistema di strade che collegano proprio lo svincolo ma diciamo che si aggancia alla... Sì, proprio c'è un... Avete fatto un nuovo casello? No, c'è un casello di Pedemontana Veneta che è collegato al casello dell'autostrada. Cioè, perché arriviamo proprio a confine con il casello di Treviso Nord, per cui c'è un sistema viario che porta al collegamento. Invece io pensavo il discorso che si collegasse direttamente, diciamo, no, poi non arriva dal Friuli, in poche parole, dal Codino a Conegliano. No, non arriva direttamente come arteria, ecco, sarebbe... Sì. Altrimenti sarebbe un'altra autostrada e lì ci sarebbero un po' di conflitti anche... D'accordo. Sì, proprio a livello di proprietà soggetto, anche esatto. E di soggetto no, c'è un sistema viario che permette anche chiaramente lo svincolo nelle zone industriali, piuttosto per chi vuole prendere le strade canoniche, diciamo, e poi per chi vuole andare in autostrada. Certo è che uno dall'autostrada per montare, tra virgolette, in Pedemontana non serve che faccia giri dell'oca, ecco, ma sicuramente un sistema viario che lo porta. Esatto, ci arrivi proprio. Grazie. Torno alla domanda, no? Conversione affascina me, non so quanto voi, ma la conversione di queste zone o parti di tali zone industriali in zone agricole. Beh, sicuramente è una provocazione interessante e che in sé ha proprio una specifica, per risolverla serve una visione d'insieme, in buona sostanza. Ovviamente il piccolo privato non potrà convertire solo il suo lotto, ma come ben capite subito ci dovrebbe essere una visione d'insieme, potrebbe giovare sicuramente al paesaggio e sicuramente potrebbe avere anche in determinate situazioni una sostenibilità economica. Pensiamo a posti dove magari coltivare viti per produrre vini d'eccellenza come quelli che abbiamo
potrebbe essere più vantaggioso che mantenere un capannone dismesso che ha anche un costo a fine dell'anno. Secondo lei? Allora, dall'esperienza che io posso dire questo, allora se ci sono dei capannoni già costruiti, la vedo dura per i costi, perché comunque, come diceva il sindaco prima, smaltimento, abbattimento eccetera ha dei costi enormi e quindi è poco fattibile. Vedo più fattibile invece, come è successo, di tanti privati dove i loro terreni agricoli con le nuove riconversioni li hanno fatti passare a industriali che vanno in comune a battere e dirgli no, per favore lasciatemelo agricolo. Ecco, accade spesso questo. Queste sono cose che succedono. Ma anche quelli che sono già passati magari come terreni edificabili, c'è stato chi ha detto benissimo, non sono più interessato al terreno edificabile, anche perché paghi l'IMU chiaramente sul terreno edificabile e non più sul terreno agricolo, e sono venuti a chiedere la nuova trasformazione. È chiaro che però una volta che la fai non è che il giochino lo puoi fare quando vuoi. Una volta c'è l'interruttore. Insomma, giustamente se uno dice il mercato va bene, allora lo riconverto, altrimenti sono persi. No, sono persi. Allora chi aveva un terreno edificabile e ha deciso di riportarlo ad agricolo, adesso rimane agricolo e quello è. Vedete che insomma sia le problematiche che anche gli sbocchi sono veramente tanti. Io mi rifaccio una cosa su cui ha insistito l'architetto, no? Ossia su questo tema che tutta una serie di scelte o di ipotesi, di progetti hanno bisogno veramente di una grande condivisione e del coinvolgimento di tanti soggetti. Quanto se ne parla tipo nell'associazione dei comuni della Marca di temi di questo tipo? Allora, in realtà ne parliamo, cioè si parla molto del fare squadra, del cercare obiettivi comuni, e devo dire che insomma quella è la strada che stiamo cercando di intraprendere. È chiaro che però anche nel 2017 la differenza di colori politici, piuttosto che una differenza anche anagrafica a volte che comunque porta magari a delle visioni diverse, crea magari qualche intoppo, però posso dire che la strada la stiamo tracciando e si cerca sempre più insomma di fare squadra e di trovare un qualcosa di comune. È chiaro che si viene da un trentennio di bene, facciamo ognuno quello che vuole. Adesso mi spiace ripetermi, però paghiamo un po' quella che è stata la politica che ci ha preceduto e adesso dobbiamo metterci noi. C'è da dire che poi c'è stato anche un periodo nel quale le amministrazioni comunali, al fine di avere delle opere pagate perché cominciavano già a non esserci più i soldi, le famose opere di urbanizzazione, concedevano all'imprenditore la costruzione della tale struttura in cambio ovviamente di opere per la collettività. Però è una visione a breve periodo. A breve periodo e comunque l'interesse privato, concedetemelo, era più tutelato rispetto all'interesse pubblico. Adesso si fa ancora perché esiste la perequazione, esiste comunque anche in materia di PI, come dicevamo prima nel piano degli interventi, vai a fare proprio una trattativa pubblico-privato e fin tanto che non si trova la quadra non si fa nulla. Adesso è giusto pretendere per il proprio territorio, cioè tutto quello che prima è stato dato è giusto. Mi dispiace per chi farà gli investimenti adesso, però è giusto anche dire le cose come stanno. Noi sindaci vogliamo che ci sia una ricaduta sul territorio, ma che sia una ricaduta seria e anche pesante, insomma. Architetto, in tema di rapporti tra le varie figure, vede cambiato il rapporto tra l'amministrazione pubblica e l'investitore privato o diciamo nonostante il procedere degli anni è sempre lo stesso? Anche qui è un po' difficile e pericoloso generalizzare. In varie occasioni, e forse sono la maggior parte purtroppo, devo dire che c'è stata una difficoltà nel produrre qualche cosa di nuovo, cioè un oggetto che dicesse un qualcosina in più di quello che si è abituati a vedere nel panorama, specialmente industriale ma anche residenziale, mi allargo un attimino. E per cui spesso già c'è una difficoltà di comunicazione o comunque di condivisione che è fondamentale, di obiettivi comuni tra il progettista e il committente. Ma poi dopo ci deve essere anche una ulteriore condivisione con l'amministrazione pubblica che deve approvare il progetto e che spesso
si sente più sicura a non spostarsi dal solco tracciato da chi è passato prima, piuttosto che andare un attimino fuori e cercare di fare un qualcosina di nuovo che potrebbe cambiare. Conoscendolo, per quello che lo conosco, non deve essere assolutamente il caso di Della Pietra. Martinuzzo, invece l'altra sfida che per esempio fa parte delle grosse città, in particolare magari quelle statunitensi, no? Dove vediamo che determinate zone produttive della città vengono abbandonate dalle aziende e con l'andare del tempo diventano zone residenziali anche di alto valore. Penso che l'architetto me lo possa anche confermare, sono veramente città in cui dei quartieri erano fino a 30-40 anni fa o magazzini o non lo so, insomma sedi produttive. New York, ad esempio. Brooklyn, il Chelsea Market, la zona del Meatpack eccetera, e adesso costa una valanga di soldi. E immaginarsi, questo ma forse più per le caserme, cioè conversioni abitative. Lì riuscire a fare, questo sarebbe penso un po' il sogno di tutti gli architetti, aver mano libera e riuscire a fare di una determinata zona un po' quello che vogliono, no? Quindi riuscire a fare non dico il grattacielo, ma comunque la costruzione fatta, non so, però in modo anche avveniristico, con tutte delle microzone sotto a servizio di tutto il condominio, ipotesi, quindi non so, la palestra piuttosto che varie cose che possono essere a servizio, no? Quindi il piccolo negozietto. Perché però non vedo casi di questo tipo in Italia, non se ne vedono. Beh no, qui da noi, che sappia io, no. Sono più dei modelli che sono già stati degli esperimenti che sono diventati anche dei modelli già nel nord Europa. Ad esempio ci sono svariati casi ad Amsterdam dove c'è stata questa riconversione con anche ottimi risultati, anche in termini qualitativi, estetici. Certo. Qua insomma per ora non ma arriverà, dai. Vabbè, arriverà. È una strada. Servono più, diciamo, giovani al potere. Okay. Forse sì. Io ormai non sono più giovane, quindi. Bene signori, allora vi ringrazio, sicuramente degli spunti interessanti li abbiamo dati ai nostri telespettatori, riflessioni, e ci auguriamo comunque che le cose un po' procedano, non cambino ma procedano. Grazie, buona giornata a tutti.